In questi giorni si registra il picco di calore sulla regione Friuli-Venezia Giulia con un rallentamento però previsto nel fine settimana dove l'arrivo di qualche temporale, anche forte, porterà a un calo delle temperature. Insomma, si continua sul solco di un clima sempre più tropicale con forti scariche di pioggia dopo consistenti ondate di calore. In Italia fino a venerdì sono 17 le città con il bollino rosso, compresa Trieste. Anche in Friuli il caldo fa soffrire però sia la popolazione di Udine che quella di Pordenone, con temperature medie elevate anche in montagna con 24 gradi di media registrati nel Tarvisiano. In regione sono in aumento le aree cosiddette di disagio climatico, con particolare sofferenza prima del fine settimana nel Medio Friuli, nella Bassa Friulana, ma anche nel Pordenonese e sulla costa, compresa Lignano. La discesa della colonnina di mercurio nel fine settimana diminuirà lo stato di disagio e le piogge rinfrescheranno l'ambiente. Da venerdì, infatti, piogge in montagna e Borino sulla costa aiuteranno la situazione, mentre sabato e domenica l'allerta si sposterà dal caldo alla probabile forza degli eventi temporaleschi. Si raccomandano sempre intanto le massime precauzioni nel fronteggiare l'AFA, che comunque è record. L'acqua del mare ha toccato i livelli più alti dal 1996, intorno ai 29 gradi in zona triestina, come confermato da Fulvio Stelle, direttore tecnico scientifico di ARPA FVG, tutto dovuto all'anticiclone di masse di aria di origine nordafricana che stanno risalendo dal Mediterraneo. Anche le acque di Legnano però hanno registrato valori ben oltre la media. Questi dati che accentuano le condizioni di disagio per le alte temperature.